Vai avevamo la devastazione dei boschi, sembrava un cimitero, no? Qui invece è un panorama variegato che va dai grandi allagamenti del Veneto orientale, credetemi, sono molto estesi, alle spiagge che in alcuni tratti non ci sono più. Questo è quello e poi per finire alle Cavane e a tutta la sacca di Scardovari dove c'è, vedrete nelle foto, nei filmati, c'è materiale dappertutto volato via. Reduce dal sopralluogo in elicottero dalla montagna al litorale, il presidente del Veneto Luca Zaia parla di emergenza ancora in corso, vedasi il mare d'acqua, dice, lungo il Lemene nel Veneto orientale, e di una devastazione che non deve essere ridotta a mera appendice di quella della città di Venezia. Ho chiesto formalmente che venisse splittata la parte di Venezia perché lì c'è l'emergenza concreta, un'emergenza fra l'altro continua ed è giusto che il sindaco sia già in pieni poteri commissariali. Dall'altro noi adesso invieremo il resoconto, diciamo, di quello che è stata questa calamità, questi giorni che ancora non sono conclusi, siamo ancora in emergenza. Ma il tempo è da stasera, inizia ancora piogge, presenteremo diciamo, una foto di quello che è accaduto e dopodiché ci sarà da parte del Consiglio dei Ministri, questa è la rassicurazione che abbiamo, ma non può che essere così, la dichiarazione dello stato di crisi e quindi lo stanziamento delle prime risorse. Continuano gli interventi, continua l'allerta, un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica con lo stato di preallarme è stato emesso dalla Protezione Civile del Veneto. Nuove precipitazioni che si spera trovino condizioni meno sfavorevoli rispetto allo scorso fine settimana. Si abbassano le temperature e usciamo da questo limbo di tempo strano, sciroccoso eccetera, entriamo in un clima più invernale, altrimenti i guai sono guai. I danni sono già enormi, aggiunge Zaia, che chiude con un pesante riferimento al Piave. Il Piave è la vera preoccupazione che abbiamo in Veneto, perché c'è il tema della piana storica, c'è il tema di un fiume che ormai ha un carattere torrentizio pieno di alberi, il Piave deve essere pulito.